Sportivi siciliani, ben trovati con Penalty, tutto il calcio di cui il calcio vero non parla mai. Una nuova puntata che come al solito viene dedicata al calcio dilettantistico siciliano. Nella puntata del mercoledì parliamo soprattutto di Serie D e del campionato di eccellenza. Ospite di questa puntata il più giovane dirigente sportivo in una squadra siciliana, ovvero Lorenzo Giovannone, dirigente della NIS FC. Ciao, ben trovato Lorenzo. Ciao Ettore, grazie per l'invito e un saluto a tutti i telespettatori. Allora Lorenzo, dobbiamo partire intanto da una domanda secca, diretta. Che emozione si prova così giovani ad essere un dirigente di una squadra che ha comunque delle grossissime ambizioni? Beh, una grande emozione sicuramente, perché nonostante la mia età mi ritrovo ad avere delle responsabilità rappresentando una squadra che a modo suo rappresenta una città intera, poi una città grande come quella di Caltanissetta con 60.000 abitanti, quindi una grande emozione, delle responsabilità, ma che allo stesso tempo regala poi gioia, essendo io un grande appassionato di calcio. Certo. Salutiamo papà, il presidente Luca Giovannone, che so che ti sta seguendo tra l'altro, quindi sì, a maggior ragione. Sì, allora, prima di parlare proprio nello specifico della giornata di domenica del campionato nazionale dilettanti, partiamo subito con delle immagini che vi riguardano. Questa vittoria della Nissa straordinaria in casa contro la Scafatese, che praticamente prima di questo incontro era al primo posto in classifica. È stata una partita emozionante, soprattutto perché abbiamo visto una squadra che non ha mollato neanche un centesimo di secondo rispetto agli avversari. No, è stata una partita veramente emozionante e vederla dal vivo è stato incredibile, perché arrivavamo da un momento abbastanza non complicato ma delicato, perché questa vittoria non arrivava mai. Avevamo collezionato 6 pareggi e quindi tutti i tifosi aspettavano la vittoria. È iniziata male la partita perché siamo andati sotto sì, però al secondo minuto, poi siamo stati in grado di pareggiarla, poi siamo andati di nuovo sotto, l'abbiamo riacciuffata. È lì che scatta la determinazione, no? C'è la convinzione di avere una squadra che poteva fare, non dico il miracolo, ma poteva mettersi alla pari nei confronti di questa Scafatese, che certamente ultima non è. No, certo, la Scafatese sappiamo tutti che è una squadra che è stata costruita per ammazzare il campionato. Poi in realtà il campionato si sta rivelando un campionato molto equilibrato. Sì, è vero. Perciò per noi vincere una partita in modo così convincente, facendo 4 gol alla Scafatese, è qualcosa di importante, perché non so quante altre squadre in questo girone faranno 4 gol alla Scafatese. Tra l'altro a Caltanissetta per l'occasione, insomma, tantissimo pubblico, a dimostrazione che la squadra, insomma, è seguita. Adesso che è arrivato questo momento positivo, guarda caso proprio contro una squadra che è certamente tra le più forti del girone, la soddisfazione è doppia, no? Sì, sì, assolutamente, una vittoria che dà morale a tutto l'ambiente, oltre che ai nostri ragazzi. E come abbiamo detto a fine partita con il presidente, che ha voluto parlare con tutti i ragazzi, da domenica scorsa è iniziato il nostro campionato, perché è arrivata la vittoria e adesso non vogliamo fermarci assolutamente. Perfetto. Nel frattempo abbiamo visto proprio in questo istante il gol del 4-2 di Samaché, gol premiato perché effettivamente è uno dei gol più belli di questa domenica appena trascorsa. Allora, dato che abbiamo già aperto ufficialmente i battenti della nostra puntata, partiamo a questo punto proprio con il campionato nazionale dilettanti. Beh, è stata certamente una domenica importante perché abbiamo una nuova capolista a questo punto. Nel frattempo sono già partiti i risultati che vi vado subito a leggere. Acaragas che pareggia in casa 0-0 contro la Regina 1914, Castrum Favara batte Pompei 3-1, San Cataldese batte Locri 1-0, Nis FC batte Scafatese 4-2, Paterno Calcio batte Città di Sant'Agata 1-0, San Biase batte Nuovi Gea Virtus 3-0, Siracusa Calcio batte Enna Calcio 4-0, Vibonese
Vibonese Calcio batte Ragusa 2-0 ed infine Licata Calcio che vince in casa contro il Città di Aciriale per 3-1. L'ho già anticipato, ma già lo sapete tutti, questa Vibonese adesso solitaria in vetta con 23 punti, 22 punti per il Siracusa Calcio, 20 punti Scafatese e Regina 1914, 16 punti per il Sambiase, 15 per Castrum Favara e Paterno Calcio, 13 per il Locri 1909, 12 punti Nis FC, San Cataldese, Nuovi Gea Virtus ed Enna Calcio, con 11 il Licata, 10 punti per il Città di Sant'Agata con il Pompei e con 8 punti troviamo il Ragusa Calcio ed il Città di Aciriale. Chiude la classifica l'Acragas con 6 punti. Guardiamo anche a questo punto la schermata delle partite che si giocheranno domenica prossima. Domenica sarà l'11ª giornata, domenica 10 di novembre, Castrum Favara Siracusa Calcio, Città di Aciriale Vibonese Calcio, Città di Sant'Agata Nissa FC, Enna Calcio Paterno Calcio, Licata Calcio Acragas. Ci sarà anche Nuovi Gea Virtus Locri 1909, Ragusa Calcio FC Pompei, Regina 1914 Sambiase ed infine Scafatese FC contro la San Cataldese. Una battuta la dobbiamo giustamente fare nei confronti di questa Vibonese che a fari spenti insomma dà del filo da torcere a tutti, secondo me. Sì, la Vibonese è una grandissima squadra, oltre che essere una grandissima società, e secondo me se ne parla troppo poco, perché per la vittoria del campionato si è sempre parlato fin dall'inizio di Siracusa, Scafatese, Regina, eppure adesso ci ritroviamo. Siamo ancora però alla nona giornata di andata, quindi forse è meglio ancora aspettare un po', no? È presto, però ad oggi vediamo come capolista la Vibonese del presidente Caffo, che è ormai anche un amico, che è un presidente che ne capisce tanto di calcio. È vero, perciò ha speso tantissimo poi, voglio dire. Perciò occhio alla Vibonese. Voglio sentire invece il parere su questa Acragas, su questo Agrigento che non va tanto bene. Adesso per esempio, sì, d'accordo, ha pareggiato con la Regina in casa 0-0, però sappiamo benissimo che proprio in casa bisogna costruire un proprio fortino per portare a casa punti pesanti per la propria salvezza. Eh sì, per ora è un po' anomala la situazione dell'Acragas, perché in realtà è una squadra che ha dei giocatori importanti, però si ritrova stranamente all'ultimo posto in classifica, perciò sicuramente i ragazzi finora non hanno dimostrato qual è il loro vero valore, ma sono sicuro che però l'Acragas possa rimettersi, deve ingranare il prima possibile per uscire da quest'ultimo posto e andare in una zona più tranquilla della classifica. Certo, Regina che comunque conferma insomma le qualità tecniche per stare altissimo in classifica, penso, no? Sì, sicuramente. Dovrete andare a Reggio Calabria poi a giocarvi la partita d'andata? No, nel girone di andata c'è Nissa Regina in casa, quindi al girone di ritorno andremo a Reggio Calabria. E lì sarà un campo difficile. Un campo molto difficile, però ecco, sai, la cosa bella è che si giocherà un Nissa Regina, che è qualcosa di incredibile. Certo, per il pubblico soprattutto. Perciò immaginare che la Nissa affronterà una squadra che ha giocato qualche tempo fa, insomma, militava tra Serie A e Serie B. Serie B è qualcosa di È una bella storico. soddisfazione anche dal punto di vista proprio imprenditoriale vostro, direi, sì, no? Sì, e questo dimostra quanto in realtà il campionato di Serie D attuale sia un po' un campionato di non Serie... parliamo più di Serie D, io direi di parlare di Lega Pro di Lega 2. Pro. A tutti gli effetti. Parliamo adesso invece del Pompei, un po' in crisi perché mi perde addirittura in casa 3-1 con la Castrum Favara. Ci guardiamo le interviste post partita e poi voglio sentire il parere anche su questo Favara, perché credo che possa diventare una delle squadre più interessanti di questo girone I del campionato di Serie D. Sono soddisfatto perché siamo partiti dallo 0-1, sotto di un gol dopo 10 minuti, ma la squadra ormai ha una sua mentalità, un suo modo di giocare che ci ritroviamo sempre. I complimenti li devo fare ai ragazzi per la maturità che hanno avuto nel momento di difficoltà, hanno fatto sempre gruppo, sapevamo c'erano delle difficoltà perché è arrivato un allenatore che io stimo tantissimo, gli ho fatto un grosso in bocca al lupo, ma lui per le sue capacità umane, capacità tecniche,
risolverà un po' di problemi che magari oggi si sono visti, però non dico che il Pompei non ha fatto una grande partita, ma hanno trovato forse come un avversario che in questo momento la gamba gira, ci troviamo in campo e secondo me la vittoria è molto, molto meritata. Ma sicuramente credo che anche oggi abbia fatto una grande prestazione di squadra. Alla fine l'importante è sempre il collettivo e aver raggiunto e portato a casa i 3 punti. Sapevamo comunque di incontrare una squadra costruita per una classifica importante, anche se la loro classifica attuale non rispecchia le loro qualità, le loro potenzialità, però comunque sapevamo di quello a cui andavamo incontro. Ovviamente abbiamo fatto la nostra grande prestazione, abbiamo dato intensità, è normale che ci sono dei momenti in cui la partita in cui bisogna soffrire, però l'abbiamo fatto egregiamente, penso. Entrare con i compagni che sanno quello che fanno, con il mister che ti dà le indicazioni giuste, non solo la domenica ma giorno dopo giorno, durante la settimana viene tutto più semplice, quindi è merito sicuramente della squadra. Siamo tutti eventi uguali, tutti siamo allo stesso livello, infatti dimostriamo che chi entra fa bene, chi gioca fa bene ugualmente. Lo dedico senza dubbio a mio fratello, a tutta la mia famiglia, alla mia ragazza, che sono la parte fondamentale della mia vita, che sicuramente non mi lasciano mai da solo. Grazie mille, sì, mi sono emozionato perché sono molto contento e perché anche ho attraversato un periodo un pochino difficile e quindi questo gol mi ha liberato e mi permetterà di credere in me stesso e di andare avanti lavorando con umiltà. Se io vorrei dedicare questo gol in primis al direttore e al mister che hanno creduto in me e alla mia fidanzata che ha sempre creduto in me anche nei momenti dove le cose si erano messe male, e voglio dedicare pure questo gol a tutti i miei compagni di squadra e alla società e ai tifosi di Favara. Complimenti a Pietro Infantino, battuta a questo punto sulla Castrum Favara. Che ne pensi? È una squadra tosta, molto tosta. Esatto, è l'aggettivo più adatto per il Favara e anche per l'allenatore, che certo, è un grande allenatore e è risaputo che le sue squadre siano toste. È così e noi lo sappiamo bene perché abbiamo giocato a Favara, vincevamo 2-0 alla fine del primo tempo. Anche loro sono quelli che non mollano mai. Assolutamente, e per me il Favara è un po' la sorpresa di quest'anno, che poi tanto sorpresa non è, perché l'anno scorso nel campionato di eccellenza è stata la nostra diretta concorrente, sì, per vincere il campionato e fino alle ultime giornate è stata la nostra rivale. E quest'anno però in Serie D si nota ancora l'impostazione seria della società e sì, sono sicuro che può arrivare nelle prime posizioni. Lorenzo, io voglio parlare dei vostri cugini di San Cataldo che sbancano l'Ocri. Complimenti, devo dire che San Cataldo e la San Cataldese di Pidatella quest'anno è da prendere con le pinze, ogni partita è difficile da battere. Sì, no, la San Cataldese è una squadra forte, e un'altra squadra con cui abbiamo pareggiato in un derby bellissimo. Un derby bellissimo. Che è stato 3-3 è finita. 3-3 è stato uno spot per il calcio, sia sugli spalti, perché c'erano 4.000 persone allo stadio, meraviglioso. 1.000 persone di San Cataldo. Non sembrava neanche una partita di Serie D. No, sembrava una partita di Serie B. Infatti, per il numero di presenze assolutamente. Però, come ho già detto, io faccio il tifo per la San Cataldese ogni domenica, perché essendo la squadra della città confinante con Caltanissetta, dobbiamo farci, come se fosse un quartiere distaccato di Caltanissetta, né più né meno. Esatto, dobbiamo farci forza. Attenzione, non voglio offendere dicendo quartiere, perché loro hanno un'identità ben precisa. Diciamo che è come se fossero un po' un'unica città grande, sì, è vero. Riunita, perciò dobbiamo farci forza a vicenda, e sono sicuro che anche la San Cataldese farà un campionato importante. Condivido. Guardiamoci il servizio, la vittoria proprio fuori casa dell'Ocri 1-0. Complimenti alla San Cataldese.
fa apprezzare sempre per il gioco tra le compagini sportive del panorama calcistico siciliano, la San Cataldese, che arriva all'Ocri con la speranza e la necessità di uscire dalle sabbie mobili della coda della classifica, e lo fa a discapito di un Locri che non brilla e perde una posizione invidiabile nella parte alta della classifica. La gara contro la San Cataldese è stato un confronto fondato più sulle conclusioni che sulle costruzioni e scivolata ad intervalli irregolari, con i nisseni più fluidi, più volte presenti nei pressi dei guantoni di Donini, ma quando il Locri si esprime però risulta più concreto e pericoloso. Iniziano i siculi a bussare alla porta del numero 1 casalingo, con Fangua che sfugge a Scarfiello, costringendolo subito a rimediare. È il primo minuto di gioco. 7 minuti dopo Romano punge fra palo e portiere, ma Dolenti chiude bene lo spazio. Il vantaggio però è presto detto e la San Cataldese lo costruisce dal basso in ripartenza con Capitan Montaperto che si affida a Pedalino sulla sinistra per poi farsi richiamare in causa con assist centrale. Il tiro è dritto verso la porta. Incredibile a dirsi, ma la gara si chiude con il gol dell'11° minuto del primo tempo. La concentrazione si ritira al centro del campo, le squadre provano ad accorciarsi, ma Fangua è ancora pronto a spezzare l'incantesimo con una corsa palla al piede. Raggiunge la rete, ma nel suo tragitto è reo di fallo sull'estremo difensore di casa. Garbo annulla la rete. È sempre la San Cataldese a farsi avanti al 26° con Montaperto dalla distanza e con la palla inattiva di Pedalino che Donini respinge. Il Locri risorge ma al 37° con Capitan Aquino che svetta su una palla aerea e compelle durante il recupero, ma lo stesso viene poi sorpreso in posizione di fuorigioco. Cozza provvede a 2 cambi prima di andare negli spogliatoi, poi vede il Locri in crescita con le vecchie Simonetta, immette 9 forze fresche come Gualtieri e Mazza, arretra Romano visibilmente stanco, mantiene il lavoro operativo di Pelle che non è al massimo delle condizioni. Insomma, al 6° Levec fa girare una palla in cerca dell'area interna del secondo palo. Simonetta più tardi si esprime dalla distanza. Gualtieri appena immesso mette Romano a tu per tu con il portiere Dolenti, ma è già il 36°. La punizione di Levec al 37° è disinnescata dai pugni di Dolenti, mentre lo stesso giocatore del Locri riparte subendo una trattenuta in aria. Nulla da fare per Garbo di Monza. Il Locri accetta il verdetto e dà appuntamento al suo pubblico in occasione della giornata Amaranto, la sfida contro la Scafatese. Lorenzo, domenica giocate contro il Città di Sant'Agata che viene fuori da 3 sconfitte di seguito dopo che insomma c'è stato un momento in cui con 3 vittorie avevano risollevato la classifica. Che partita sarà quella proprio di domenica prossima? Allora, sarà una partita sicuramente difficile, diciamo che noi arriviamo da un trend inverso perché arriviamo da 4 risultati utili consecutivi, mentre invece loro impreziositi dalla vittoria di domenica scorsa con la prima in classifica. Sottolineiamola questa cosa, lo faccio io. Vabbè. Esatto, però non è un campo facile, è una squadra che sicuramente ci terrà a invertire il trend e quindi gioca in casa, vorrà vincere, però noi andremo pronti perché dopo la bella vittoria domenica scorsa vogliamo continuare. Confermarvi. Quindi siamo carichi. Allora, dato che abbiamo parlato della Città di Sant'Agata, un plauso va invece al Paternò che vince proprio questa sfida contro i messinesi e porta a casa 3 punti che in questo momento sono fondamentali per la propria classifica. Guardiamo il servizio. Dopo la sconfitta contro la Regina, il Paternò torna a sorridere davanti ai propri tifosi nella 10ª giornata del campionato di Serie D. La formazione di mister Catalano soffre ma vince per 1-0 contro il Città di Sant'Agata. Via al racconto della sfida che vede il Paternò subito protagonista al 3° minuto da calcio d'angolo, pennella Sanseverino per Alessio Asero che trova un gol fenomenale, gol che rimarrà impresso nelle menti dei tifosi paternesi a lungo per coordinazione e gran botta da fuori. Il suo sigillo gli vale anche il primo gol in questo campionato.
Al 18esimo è ancora il numero 11 rossazzurro a rendersi pericoloso, reclama un calcio di rigore e poi sullo sviluppo dell'azione Viglianisi colpisce la traversa. Al 28esimo si fa vedere la formazione ospite, ottima giocata di Catalano che crossa in mezzo alla ricerca di Di Stefano. L'ex di giornata viene chiuso da un ottimo intervento difensivo. 2 minuti più tardi da calcio d'angolo battuto da Sanseverino il Paternò sfiora il gol del raddoppio. L'azione in solitaria di Nunziante terminata con una conclusione deviata in calcio d'angolo chiude le emozioni del primo tempo. La ripresa si avvia con il Sant'Agata ancora in attacco. A rendersi pericoloso il numero 10 Catalano, prima su calcio di punizione, poi su un cross tagliato in direzione Brugaletta che manca l'appuntamento con il pallone. Nel momento migliore della formazione ospite torna ad attaccare il Paternò che sfiora il raddoppio con il solito Alessio Asero. Il numero 11 è ancora pericolosissimo al minuto numero 15 quando da cross della corsia sinistra pesca Retucci. Il colpo di testa del numero 9 viene deviato in calcio d'angolo dall'estremo difensore del Città di Sant'Agata. Ad 1 minuto dal termine Paternò ancora in attacco, Puglisi serve Papito, il numero 10 sterza e conclude. Tiro debole che non crea particolari problemi. Questa l'ultima emozione di Paternò contro Città di Sant'Agata. I rossazzurri raggiungono quota 15 punti in classifica a ridosso dalle posizioni playoff. E parliamo adesso di Sambiase che vince una partita importante e lo fa contro questa nuova Igea Virtus. È crisi secondo te per la squadra di Gaetano? No, non la credo. leggi come una crisi? Non la leggo come crisi perché comunque in questa prima parte di stagione ci sono tante squadre che hanno lasciato diversi punti per strada, quindi ci può stare. Infatti la classifica è cortissima, l'abbiamo vista prima, e bisogna notare come tra il quinto posto proprio del Sambiase e il 16esimo ci siano 6 punti di distacco, quindi parliamo di 2 partite. Però sai, perdere 3-0 vuol dire che comunque la squadra in questo caso ha un po' sofferto gli avversari, quindi bisogna rivedere le prossime trasferte, no? Perché poi sai, quando tu riesci a fare qualche punto in più, soprattutto quando giochi fuori casa, e poi in classifica diventano punti pesanti perché devi sempre comunque vincere le partite interne, però quando vai fuori casa e porti a casa, gioco di parole, qualche punto, la classifica si allunga, ti dà più possibilità, giochi un po' più serenamente. Questo è verissimo, fuori casa bisogna cercare di portare più punti possibili e poi la differenza farla in casa. È anche vero che si può avere una giornata storta e perdere 3-0 in un campionato così strano come il nostro, così equilibrato, e magari domenica prossima la nuova Egea vincerà, per dire. Campionato che rischia purtroppo di vedere qualche siciliana che quest'anno insomma può perdere questa possibilità di continuare a giocare in Serie D, perché 4 retrocessioni attualmente vedono le squadre siciliane le più indiziate. Eh sì, è vero. Io penso sia anche una cosa normale vedendo i numeri, perché comunque è un campionato per stragrande maggioranza composto da squadre siciliane, quindi 12 su 18 sono siciliane. Sono tante, perciò purtroppo è normale quasi. E le altre sono tutte squadre d'alta classifica. Esatto, però credo che in questa prima parte di stagione le siciliane abbiano avuto un po' più di difficoltà, ma sono sicuro che sia ancora troppo presto e hanno tutti i mezzi e i giocatori e lo staff per recuperare. È vero. Allora, possiamo rientrare in studio perché dobbiamo di nuovo parlare di questa Nis FC che vince 4-2 contro la Scafatese. Mi devi dare la tua emozione al fischio finale, poi ci guardiamo gli highlights e commenteremo ancora di più questa bella vittoria contro questa ex, in questo momento, primatista del girone. Guarda, è stata un'emozione indescrivibile e sicuramente è una di quelle partite che rimarranno per sempre impresse nella mia mente. Sia al fischio finale, ma forse direi soprattutto al gol del 4-2 di Samake, che è stato un gol così bello, anche in quel momento inaspettato perché stavamo difendendo, che devo dire che Buba Samake ha fatto qualcosa di magico e lì è caduto giù lo stadio. Mi immagino, avete festeggiato poi negli spogliatoi, immagino, sì, in maniera sonante. Sì, soprattutto i giocatori, ma prima di festeggiare il presidente ci ha tenuto a prendere a colloquio tutti i giocatori e c'è stata proprio una scena di noi che andavamo con la squadra in mezzo al campo
per dire ragazzi, questi siamo noi, oggi abbiamo dimostrato il nostro valore, quindi da oggi in poi, mi raccomando, inizia il nostro campionato e vi vogliamo sempre così. Tra l'altro papà è ritornato fuori per lavoro, per cui ha lasciato in eredità questa vittoria. Adesso quando ritornerà a rivedere la propria squadra? Per la prossima partita in casa, quindi con il Ragusa. Lui per lavoro spesso deve tornare al nord perché certo, la nostra attività ha sede a Torino, sì, perciò in Sicilia diciamo rimango io che in questo caso è partito contento perché insomma 4-2 con la Scafatese, 3 punti pesanti, era super contento. Sì, no, contentissimo. Guardiamoci gli highlights, bellissima vittoria della Nissa 4-2 contro la Scafatese. Testa coda di classifica nella 10ª giornata del girone I di Serie D, nonostante un gap di ben 11 lunghezze in graduatoria, la Nissa affronta la capolista Scafatese con tanta voglia di strappare punti pesanti. Tutto pronto allora per il film del primo tempo, subito un'occasione, subito un gol. Calcio d'angolo dalla sinistra, viene deviato da Tumminelli e un assist per Markic che la gira sul primo palo e fa 0-1 Scafatese. Inizia così il match, subito una doccia gelida per i biancoscudati che però non demordono e provano a riorganizzarsi. Semenzina grossa per Rodulo che arriva a colpire al volo, colpisce anche un clamoroso palo interno al quinto, lancio in profondità di Cham per Palmieri che riesce a sfruttare l'errore difensivo, conclusione deviata sulla traversa da Cassano, brividi da una parte e dall'altra. Al 21esimo cross di Aliperta, Albadoro sul secondo palo, ancora una deviazione del Legno e di Cassano. Minuto 21, Bruno in buca per Semenzina, l'argentino supera l'avversario, si accentra, arma il destro, conclusione che viene ingoiata dall'estremo difensore Becchi. Al 27esimo galoppata di Cham che va a saltare Bruno e apre per Palmieri, il pallone in area di rigore, la conclusione violentissima, Sfera che finisce in rete ma era tutto fermo per posizione di fuorigioco. Minuto 28, Rodulo apre a sinistra per Zarrillo, il pallone dentro dove c'è Diaz che arriva a rimorchio e fa 1-1, la Nissa pareggia con il proprio numero 9. Minuto 35, la Scafatese risponde presente, Palmieri arma il cross dalla destra, ancora Markic che cerca il tentativo dal limite, respinto, Sfera che rimane però lì dove Neglia va a calciare, Cassano ancora si avventa al tobello e manda in rete il gol dell'1-2. Scafatese che non molla, vuole i 3 punti a tutti i costi in Sicilia. Minuto 30, punizione di Agnello, la Nissa non resta a guardare, il pallone finisce infatti sulla testa di Capitan Barrera che manda dentro il 2-2. Mille emozioni al Tomaselli alla fine del primo tempo, già 4 gol e il risultato in equilibrio, 2 volte avanti la Scafatese, 2 volte raggiunta dalla Nissa. Partiamo col film della ripresa, minuto 46, la Nissa parte forte col pallone che da Maltese finisce ad Agnello, il colpo di testa invece termina sul fondo. Minuto 52, Tumminelli va a triangolare con Maltese, alza i giri del motore la Nissa, il pallone ancora una volta bloccato da Becchi. Minuto 54, terza chance consecutiva dei biancoscudati, punizione di Maltese respinta da Becchi, il pallone arriva a Tumminelli, va a calciare ancora una volta il portiere della Scafatese in presa centrale. 65esimo, Terranova dice Samaghe per Semenzini, al 72esimo Pagano per Agnello, 74esimo calcio di punizione di Maltese e i cambi premiano perché il neo entrato Pagano ci prova una prima volta, ci prova una seconda e la mette in porta da 0 metri di fatto Diaz che fa così 3-2, doppietta personale per lui, clamoroso al Tomaselli e avanti la Nissa, entra dall'oro per Rodulo. Minuto 85, Scafatese che si rivede, cross allontanato dalla difesa, il pallone recuperato da Soue che di testa serve Gagliardi, toccato così da Natale il direttore di gara e lì non ha dubbi, indica il dischetto, calcio di rigore, può sfumare una clamorosa impresa per la Nissa. Si presenta Foggia dal dischetto ma la Sfera finisce alle stelle, l'attaccante ha anche da ridire sul terreno di gioco. Al 90esimo entra Mannino per Diaz, 92esimo entra Neri per Natale, 95esimo è letteralmente
letteralmente apoteosi Nissa, perché da una spazzata di Maltese parte il contropiede. Samaché 1 contro 1 con Markic, viene letteralmente bruciato il difensore della Scafadese. Samaché davanti al portiere e Giarido mette il punto esclamativo, mette la ciliegina sulla torta. Una giornata epica per la Nissa che batte la corazzata Scafadese nella 10ª giornata del campionato di Serie D Girone I. Una vittoria importantissima anche in chiave classifica, una sconfitta in Sicilia invece per la quotatissima Compagine Campana. È tutto, allora un cordiale saluto e come sempre alla prossima. Beh, direi di fare un applauso, no? Perché voglio dire, non siamo di parte, siamo soltanto amanti del calcio, ma siamo amanti soprattutto del bel calcio e delle belle atmosfere che una partita di calcio può creare. Nel caso di domenica scorsa credo che comunque l'applauso è super meritato, perché sei sotto, recuperi 2 volte, ti porti poi in vantaggio e poi chiudi con quel gran gol di Samaché. L'apoteosi credo sia doverosa, no? Sì, no, hai detto bene Ettore, perché già la partita era difficile in partenza, perché sapevamo di affrontare una squadra veramente forte, sicuramente una delle più forti di questo campionato. In più andiamo sotto per ben 2 volte, abbiamo la forza di reagire e poi di passare in vantaggio. E poi di andarla a vincere. È stata una prova di forza, una prova di carattere, era quello che ci aspettavamo dai nostri ragazzi, che hanno le qualità per fare queste vittorie. E ecco, abbiamo la consapevolezza che avendo vinto con la Scafatese davvero possiamo giocarcela. Tra l'altro sottolineo che insomma mister Terranova a un quarto d'ora alla fine questa partita l'ha voluta vincere, perché metti dentro Samaché con Diaz che rimane in campo, metti dentro anche Pagano con la convinzione poi di tamponare a diga anche gli avversari, perché evidentemente hai deciso di vincerla quella partita. Sì, i cambi di mister Terranova hanno fatto la differenza, perché giustamente nessuno si voleva accontentare del pareggio. Giusto. In quel momento non ci interessava. Ci piace questo calcio così, ci piace. Non ci interessava il pareggio e quindi il mister, mettendo un altro attaccante, ha deciso di provare a vincerla e il risultato gli ha dato ragione. È vero. Attenzione, perché il Siracusa nel frattempo batte l'Enna 4-0 e ritorna a ridosso della vetta, che in questo momento è appannaggio della Vibonese. Siracusa che insomma 4-0, c'è stata poca partita nei confronti della squadra ennese, che comunque insomma non credo passi da là la sua salvezza. No, sicuramente no. Il Siracusa è una squadra che è stata costruita per vincere questo campionato, meritava, devo dire, di andare in Serie C già lo scorso anno, sì, perché è vero. È arrivata seconda facendo un grandissimo campionato dove c'è stato il solo Trapani che è stato diciamo superiore. Pure ha perso il campionato con più di 80 punti, quasi impensabile. Incredibile, ha vinto i playoff del nostro girone, quindi era una squadra che davvero meritava la Serie C e ci stanno riprovando quest'anno e sicuramente hanno buone chance. È vero. Le chance però a questo punto sono tutti per la Vibonese. Nel frattempo possiamo anche vedere la vittoria di questa Vibonese contro il Ragusa Calcio. Vibonese che, abbiamo detto proprio in apertura di trasmissione, affari e spenti, si è ritrovata in una situazione positiva, perché adesso è la squadra che fa da lepre per tutte le altre. Sì, ma alla Vibonese probabilmente fa comodo essere la squadra di cui meno si parla, perché questo è anche vero. Le altre hanno aspettative così alte che sono costrette a vincere ogni domenica. Invece la Vibonese si ritrova lì, prima in classifica, sapendo che sono altre le squadre che hanno fatto fin dall'inizio hanno dichiarato di voler vincere questo campionato. E loro invece in silenzio stanno facendo un grande campionato, e non dimentichiamoci però che la Vibonese lo scorso anno comunque è arrivata terza. È vero. Il presidente Caffo, presidente da più di 20 anni, come ho detto in apertura, è un presidente che ne capisce molto di un siciliano di calcio. però che investe fuori. Sì, che investe sia con l'attività che certo, ci mancherebbe. con la squadra.
e perciò sarà una bella lotta. Beh, fa piacere però vedere anche questa Vibonese intenzionata a tenere vivo questo proposito di vincerlo questo girone. Vedremo come andrà a finire. Voglio chiudere adesso invece il girone I del campionato di Serie D con una battuta legata allo scontro tra Licata e Città di Aciriale. Licata, che abbiamo detto insomma in questo momento non naviga certamente in una posizione di classifica importante, mentre invece c'è area in questo momento di grande crisi ad Aciriale. Vince il Licata 3-1, va bene, ok, però adesso che cosa succede? Licata deve recuperare i punti e soprattutto ad Aciriale debbono ritrovare forse probabilmente la squadra e la dirigenza. Sì, allora, il Licata è un altro di quei casi in cui c'è una squadra con giocatori importanti che forse finora non ha raccolto quello che meriterebbe, ma questa penso sia una cosa fisiologica di questo campionato, che è un campionato davvero difficile. Non c'è una squadra più debole rispetto alle altre, è super equilibrato e questa cosa lo rende anche ancora più emozionante. E quindi il Licata sono sicuro che però farà anche esso un gran campionato, come la Cireale, che è una piazza molto importante, che lo scorso anno è arrivata addirittura ai playoff, sì. Ha avuto una partenza per ora complicata, però essendo la classifica così corta ha tutti i mezzi e il tempo per rimettersi in sesto. È andato via il direttore sportivo, mentre invece è stato confermato il mister, perché comunque è un allenatore che lavora molto sui giovani, sperando che giustamente ci sia anche qualche rinnovo in rosa, perché poi sai, la rosa è fondamentale, non puoi giocare un campionato difficile come quello di Serie D con una rosa striminzita, deve avere ricambi, sì. perché è così, perché il campionato è lungo e nel corso di una stagione tra infortuni, squalifiche e qualche rendimento opaco devi avere dei ricambi. Beh, speriamo bene, vedremo come andrà a finire. Per intanto ti ringrazio perché sei stato preparatissimo nel campionato di Serie D. Beh, d'altra parte è il campionato che stai vivendo da protagonista con la Nissa. Adesso però ti metterò alla prova con il campionato di eccellenza. Però noi adesso ci fermiamo, c'è una pausa pubblicitaria e poi subito dopo girone A e girone B del campionato di eccellenza. Benvenuti da Giada Immobiliare. La professionalità come punto di partenza, la qualità dei servizi come riferimento essenziale. Tutto questo è Giada Immobiliare di Giuseppe D'Antoni. Servizi di compravendita ed affitti, supporto per concessioni mutui e consulenza finanziaria ed inoltre assistenza a partecipazione ad aste giudiziarie e consulenza tecnico-legale. Giada Immobiliare, via Etnea 734, Catania. Info 095 61 74 981 oppure 095 61 74 973. Visita il sito con le nostre proposte www.giada-immobiliare.it. Giada Immobiliare, insieme a te per comprare e vendere. Seconda parte della nostra trasmissione, abbiamo messo da parte il campionato della Lega Nazionale Dilettanti, ovvero la Serie D, e adesso apriamo l'album dedicato al campionato di eccellenza e partiamo subito con il girone A.
Si è giocata l'8ª giornata di andata, subito il tabellino dei risultati. Casteldaccia batte Parmoval 2-1, Marsala 1912 batte Accademia Trapani 2-0, Partinica Audace batte Città di San Vitolo Capo 2-1, Unitas Sciacca batte Super Giovane Castelbuono 2-0, pareggio tra Città di Gela Athletic Club Palermo 1-1 il risultato finale, Don Carlo Misilmeri batte Castellammare 2-1 ed infine l'Ascari Cefalù che pareggia in casa con il San Giorgio Piana 0-0 e l'Oratorio San Cile San Giorgio che pareggia 3-3 contro la Folgore Castelvetrano. Guardiamo la classifica perché abbiamo la conferma per l'Athletic Club Palermo, però adesso insieme alla Don Carlo Misilmeri, condottieri di questo girone A del campionato di eccellenza con 18 punti, 16 punti Città di Gela ed Unitas Sciacca, con 13 San Giorgio Piana, 11 punti Castellammare e Partinica Audace, 10 punti Città di San Vitolo Capo e Parmoval, 8 punti Marsala 1912 e Super Giovane Castelbuono, 7 punti per l'Accademia Trapani, Folgore Castelvetrano e Casteldaccia, 6 punti Oratorio San Cile e San Giorgio ed infine chiude la classifica l'Ascari Cefalù con 5 punti. L'Oratorio San Cile e San Giorgio insieme alla squadra del San Giorgio Piana debbono recuperare una partita. Partiamo subito con le immagini del big match di questo girone A del campionato di eccellenza, Athletic Club Palermo contro il Città di Gela. Soldi, 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 soldi a quantità per queste due rose. Complimenti, perché sono due società che vogliono assolutamente la Serie D. Come la vedi? Sì, sono due società molto ambiziose che hanno dichiarato comunque di voler fare un campionato importante già prima dell'inizio del campionato, a cui aggiungerei anche lo Sciacca, quindi inizialmente era prevista una corsa a 3 e per ora si stanno confermando queste 3 squadre, ma se ne sono aggiunte almeno un altro paio, perché lì prima in classifica vediamo la Don Carlo Misilmeri a sorpresa, ma c'è anche il San Giorgio Piana che con una partita in meno potrebbe arrivare ancora di più accorciare la classifica anche di testa. Classifica. Quindi devo dire che quest'anno è un campionato sicuramente in cui le protagoniste sono di più rispetto allo scorso anno, dove invece nel girone A di eccellenza è stata voi, e bene o male, una corsa a 2 tra Nissa e Favara, però questo non può aumentare lo spettacolo. Chiaro. Complimenti, perché l'Athletic Club Palermo ha questa mentalità acquisita in queste ultime stagioni di voler rappresentare anche a tutti gli effetti la seconda squadra della città di Palermo, perché manca dalla Serie D da tantissimo tempo una realtà tutta palermitana. È vero, e questa è una grande ambizione, ma che possono raggiungere tranquillamente, perché è una società seria, hanno un bel progetto, un progetto a lungo termine. È vero. Sono sicuro che se non sarà quest'anno, perché le concorrenti sono tante, nei prossimi 5 anni diciamo potrebbero raggiungere questo. Come può succedere per esempio che non te l'aspetti, la Don Carlo Misilmeri vola al primo posto. Complimenti alla società, complimenti a mister Tommaso Napoli, che sentiamo subito dopo la partita, perché credo che la convinzione all'interno di questo gruppo non manchi e il suo rappresentante, il suo allenatore ha dimostrato di avere capacità, qualità e quantità. Guardiamoci l'intervista post partita. Innanzitutto faccio i complimenti al Castellammare, perché il primo tempo non ci ha fatto giocare e ci ha messo anche in grosse difficoltà. Teneva il pallino del gioco e poi è stato anche un po' fortunato sull'occasione del gol, perché era una palla che era stata messa in mezzo, invece è andata dentro all'incrocio dei pali, per cui ci sta anche. Dice cosa ho detto fra il primo e il secondo tempo. Con molta tranquillità e serenità ho detto ai ragazzi che non avevamo giocato e se dovevamo perdere con grande dignità, nel senso di rientrare nuovamente in campo e lottare su ogni pallone, perché non avevo visto la mia Don Carlo Misilmeri, che nelle ultime settimane è sempre stata determinata, compatta, aggressiva. Può essere anche dovuto alla preparazione del tecnico del Castellammare. Ha cercato magari di non, come ho detto prima, di non farci giocare,
sono stati più aggressivi di noi, però poi il secondo tempo, come ho detto prima, in spogliatoio ho detto voglio una squadra che se dobbiamo perdere, ma dobbiamo perdere che dobbiamo giocare a calcio come piace a me e come ho sempre trasmesso alle squadre in cui alleno. E sono venuti fuori, ci ha agevolato anche un'espulsione perché rimanere in 10 contro 11 diventa tutto più difficile, però siamo stati determinanti nel volere questa vittoria. Pensa che potevamo anche fare il 3-1 e abbiamo invece rischiato in qualche occasione finale magari di prendere il 2-2. Mi fa piacere, ma mi fa piacere principalmente per la squadra, mi fa piacere per la società che fa i suoi sacrifici, non ci fa mai mancare niente, mi fa piacere per la tifoseria che malgrado fanno chilometri sono sempre con noi, mi fa piacere per tutto, però dobbiamo archiviare, sgombrare la mente da quello che possa essere la prima posizione con dominio con altre squadre e pensare che già mercoledì abbiamo un altro incontro che si chiama San Vito in Coppa Italia, abbiamo un doppio confronto e dobbiamo cercare di fare bene nell'arco dei 180 minuti più recupero. Complimenti dunque alla Don Carlo Misilmeri, è la conferma che l'esperienza di Tommaso Napoli per questa categoria fa tanto, no? Sì, credo che sia fondamentale anche. Sì, sicuramente è un allenatore di grandissimo spessore e ha anche un organico importante e ricordo che lo scorso anno è stato uno dei 2 pareggi che la Nissa ha avuto nel campionato di eccellenza, che abbiamo avuto 27 vittorie e 2 pareggi, una sconfitta. Uno dei 2 pareggi è stato proprio a Misilmeri e ricordo questo campo, questa squadra quadrata, e perciò sicuramente farà un campionato importante. Chiaramente tutto questo lo potremo sapere soltanto nelle prossime domeniche, siamo in fondo soltanto a poco più di 9-10 partite, quindi bisogna ancora aspettare, però le premesse perché insomma questo Don Carlo Misilmeri possa diventare soprattutto una bellissima realtà nel girone A del campionato di eccellenza ci sono tutte. Voltiamo pagina, parliamo adesso del girone B. Anche qui si è disputata l'8ª giornata del girone d'andata, eccola qua la schermata dei risultati. SC Palazzolo, Città di Mister Bianco 1-1, Gioiosa Mazzarone Calcio 0-0, vittoria 2-0 contro il Città di Aci Sant'Antonio, 6-2 invece la vittoria del Modica contro il Real Siracusa Belvedere, 3-0 del Rosmarino contro la Leonzio 1909, Città di Avola 2020 batte i Mesi Atletico Catania 2-0, Ionica FC batte Leonfortese 2-0 ed infine pareggio tra Milazzo e Nebros 0-0. Milazzo che comunque continua ad essere leader di questo girone B del campionato di eccellenza, al primo posto con 22 punti, 21 per il Modica Calcio, 19 punti per il Vittoria, 17 Città di Avola 2020, 13 punti per la Nebros, 12 Imesi Atletico Catania 94, 11 punti Città di Aci Sant'Antonio, 10 punti per la Leonfortese, 9 Ionica FC, 8 punti Gioiosa e Rosmarino, 7 punti SC Palazzolo, 5 punti Leonzio 1909 e Real Siracusa Belvedere, chiudono la classifica Mazzarone Calcio e Città di Mister Bianco con 3 punti. Abbiamo già parlato effettivamente del Milazzo di Bognanni, però è anche vero che ci fa piacere perché adesso i risultati sono arrivati, c'è questa continuità. Può essere veramente la squadra da battere di questo girone B? Ma per ora è la squadra da battere perché è imbattuta, certo. è prima in classifica e perciò voglio dire non è un caso se si trova lì sopra, se saprà dare continuità a questi risultati davvero potrà giocarsi le sue carte. Insomma, lo vedi fattibile il momento positivo per la squadra di Bognanni? Può continuare questa striscia? Assolutamente sì, perché Bognanni è un grandissimo allenatore, ex Nissa e tra l'altro spende sempre delle belle parole per la Nissa, perciò
ricambio l'augurio che faccia un grande campionato. Guardiamoci la partita, gli highlights contro la Nebros, che è un po' diventata la bestia nera di questo Milazzo, perché è stata proprio la squadra messinese a eliminare il Milazzo nella partita doppia di Coppa. Anche in questo caso nel campionato praticamente il Milazzo non è riuscito a batterla. La partita si è conclusa 0-0, ci guardiamo il servizio. Match equilibrato quello andato in scena al Marco Salmeri, giocato davanti al pubblico delle grandi occasioni e che si accende dopo un minuto di gioco con i mamertini che ci provano, ma il colpo di testa di Cari sul cross da destra di Franchina è bloccato centralmente da Mittica. La Nebros risponde al 17esimo con la punizione di De Gaetano che costringe Piccioni agli straordinari. Quindi Milazzo al tiro con Cari, Mittica si supera e respinge in tuffo e subito dopo rossoblu che reclamano anche la concessione di un calcio di rigore per fallo di Maninaria, sul quale però il signor Longo di Catania lascia giocare tra le proteste dei locali. Ospiti che non stanno comunque a guardare al 31esimo solo la decisiva parata di Piccioni nega a Scolaro la gioia del gol. Poi la formazione di casa torna a spingere andando per 2 volte al tiro, prima con Cari che al minuto 38 calcia a volo il cross da sinistra di Salvo, trovando il decisivo intervento di Mittica, e un minuto dopo con Franchina che si accentra e dal limite col sinistro calcia a rete, ma l'estremo avversario risponde nuovamente presente. Nella ripresa meglio la Nebros con De Gaetano che al 50esimo di testa manda a fil di palo. Scolaro al minuto 77 su calcio piazzato chiama Piccioni alla parata e sempre Scolaro 2 minuti più tardi conclude alto sulla traversa l'invito di De Gaetano. Lo 0-0 finale consegna al Milazzo il 22esimo punto in classifica, rossoblu che si confermano in testa al campionato con una lunghezza di vantaggio sul Modica e con uno score di 0 gol subiti nelle ultime 7 gare, mentre la Nebros si porta a quota 13 punti e aggancia la quinta posizione playoff. Un pareggio che è servito moltissimo alla Nebros, è servito secondo me anche comunque al Milazzo, perché ha continuato a muovere la classifica nei confronti anche di un Modica che si sbarazza con un perentorio 6-2 del Real Siracusa Belvedere. Possiamo vedere anche le immagini. Modica che comunque ha continuato a spendere, nel senso che ha una rosa di grandissima qualità e quantità. Il discorso che abbiamo fatto prima, no? Cioè quando hai quantità il risultato arriva, nei momenti di crisi hai più scelte in panchina. Beh sì, avere una rosa corta paga nel breve termine, ma nel lungo termine i campionati a mio avviso si devono fare con una rosa lunga. Infatti noi lo scorso anno in eccellenza avevamo una rosa di 25 titolari che alla lunga ha fatto la differenza. E, sicuramente il Modica ci sta provando quest'anno. Tra l'altro un Modica che continua a giocare ancora nel loro fortino, il prossimo anno a detta di tutti dovrebbe finalmente disputare il campionato in uno stadio come si deve, perché effettivamente pensare di giocare in Serie D, che tra l'altro non è neanche omologato in questo catino, è certamente molto difficile. Un Modica che ha continuato a spendere tanto, ha una rosa bellissima, vince 6-2, però si deve guardare le spalle, perché c'è questo Vittoria che comunque conferma di essere anche lei una pretendente alla vittoria finale. Assolutamente sì, stesso discorso fatto per il girone A inizio campionato. Le due squadre che un po' venivano viste come le pretendenti alla vittoria finale erano appunto Vittoria e Modica. Adesso si è aggiunto la sorpresa Milazzo, però il Vittoria si ha fatto una squadra per provare a vincere questo campionato. Ci sono 3 ex Nissa dello scorso anno che li avete distribuiti dopo il campionato di eccellenza, ho visto. Sono Agudiak che è un attaccante, una garanzia, super garanzia. Privitera che lo scorso anno tra l'altro è stato eletto miglior giocatore della stagione dai penalty awards dello scorso anno. E poi c'è David Gueye che è un altro attaccante che per la categoria è fortissimo. Beh, la campagna acquisti è stata fatta volutamente per, non dico stravincere il campionato, poi chiaramente come abbiamo visto il Milazzo inaspettatamente si ritrova al primo posto, meritatamente. Vedremo cosa succederà anche nello scontro diretto e poi ancora siamo soltanto all'inizio, qualche partita che può non andare, può succedere sia da una parte che dall'altra, però hai detto bene, questo Vittoria anche dalla sua
anche il fatto che a luci spente continua ad essere vicino alla vetta. Tra l'altro con le dimissioni anche di mister Ruffini, un po' inaspettatamente, perché insomma la squadra era altissima in classifica, evidentemente la voglia di ritornare un po' più vicino casa ha portato anche a un cambio tecnico che spesso e volentieri, sai, dopo 8-10 giornate un po' può far saltare un equilibrio nello spogliatoio. Non so se sei d'accordo. Dipende, secondo me dipende, perché può succedere, come però può anche essere che il livello dei giocatori come quello del Vittoria sia così alto. Probabilmente c'è anche un gruppo che già dopo diversi mesi che si allenano, esatto, che si allenano insieme, si sia unito, perciò cambiare guida tecnica in questa situazione potrebbe essere una cosa che non stravolgerà la situazione in casa Vittoria. Infatti io farei un plauso anche alla Nissa, no? Nei momenti in cui qualche risultato non arrivava, insomma si è messo in discussione anche il ruolo di Terranova. Voi come società invece siete stati fermi, decisi, perché evidentemente avete appurato che le qualità di Terranova erano giuste per risollevare l'ambiente. Le scelte affrettate spesso e volentieri non danno i loro frutti, sei d'accordo? Sì, poi si sa benissimo che nel calcio il capro espiatorio è l'allenatore. Pagano sempre loro. Noi invece sappiamo qual è il valore di mister Terranova, e poi bisogna dire che anche se i risultati, le vittorie più che altro non arrivavano, hai detto bene, le vittorie, la Nissa nelle ultime partite ha sempre giocato bene, quindi le prestazioni ci sono state. Ci vuole del tempo, perché in fondo ha pagato la categoria giustamente l'ambiente. Non dico che l'ha pagato anche Terranova, perché comunque la Serie D l'aveva già fatta, però è anche vero che stare dentro una scatola che approda, ritorna in Serie D dopo tanti anni e ambientarsi non è facile, soprattutto per un pubblico esigente come quello di Caltanissetta. Assolutamente, non dobbiamo dimenticare che la Nissa mancava dalla Serie D da più di 10 anni. Sì. Quindi già esserci tornati è un grande traguardo, perché è una bella già prima vittoria. È una grande vittoria, perché possiamo assistere quest'anno a derby storici con San Cataldese, Siracusa, Cireale e tutte le altre siciliane, oltre a poter assistere a partite come Nissa Regina, che è un po' un sogno, no? Per un tifoso della Nissa poter affrontare una squadra che ha sempre fatto la Serie A. Un blasone forte. Allora, abbiamo veramente concluso oggi, la puntata è volata, perché insomma quando si ha la possibilità di chiacchierare in maniera così smart con l'ospite siamo contenti, perché ogni battuta vedo che c'è una preparazione tecnica e di qualità non di poco conto. Io ti ringrazio per essere stato presente qui a Penalty, so che ti aspetta appunto una trasferta contro il Città di Sant'Agata, aspetterete anche prima, anche presto, il momento importante contro la Regina, e poi arriveranno tanti altri scontri. Insomma, il campionato vi regalerà tantissime emozioni. Sì, intanto sono io che ringrazio te per l'invito, e sì, adesso vogliamo continuare a fare dei risultati importanti, e poi si sa che da dicembre in poi inizia un altro campionato. A proposito, abbiamo ancora 20 secondi, ma pensate di fare qualche miglioria a dicembre? Perché a dicembre, detto bene, c'è un rivoluzionamento anche di parecchie rose tra Serie D ed Eccellenza. Allora, noi abbiamo una rosa di 25 giocatori di altissimo livello su cui abbiamo voluto puntare, perciò non sono previsti stravolgimenti nella rosa. Questa sicuramente non è la nostra intenzione. Qualche piccola aggiunta? Fermo restando che del mercato se ne occupa esclusivamente il direttore sportivo Russello, che salutiamo. Perciò poi può succedere di tutto, però non è nostra intenzione fare nessuna rivoluzione. Benissimo, allora un in bocca al lupo, un saluto e un abbraccio anche a papà Luca Giovannone. Grazie alla presenza di Lorenzo Giovannone qui all'interno della nostra trasmissione Penalty, che si conclude qui. Vi ricordo che siamo in replica questa sera a partire dalle 21:30 anche sul canale 81 di Sesta Rete, ma siamo in replica anche sul canale 19 di TVM Palermo. Grazie
Grazie per essere stati con noi, vi ricordo altresì che se volete rivedere questa puntata avete la possibilità anche di andare in versione on demand sulla pagina Facebook Penalty oppure sul canale YouTube Penalty Programma Sportivo. Grazie per essere stati con noi, ci vedremo la prossima settimana.